Allora, direttore INAC, stavamo parlando di quanto può essere chiesto, io un po' l'ho interrotta, proseguiamo su questo aspetto. Sì, dicevamo, questo di cui dicevo finora, le malattie professionali per l'aspetto infortunistico, piuttosto che tutte le domande di pensione, quindi all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, c'è poi tutto ciò che INAC offre al soggetto, alla persona, al cittadino che è già in pensione. E allora in questo caso il nostro diciamo, dovere, perché è un dovere morale che noi abbiamo, è quello per cui ogni persona pensionata che entra nei nostri uffici, ecco, noi per prima cosa verifichiamo che quantomeno l'importo di pensione erogato sia corretto. E allora lì ci rendiamo conto che ci sono degli errori incredibili da parte dell'INPS, perché addirittura questa è una cosa pazzesca, ma vera, ci sono degli errori, continuiamo a riscontrare questo. Succede che l'INPS può sbagliare, cioè, forse oggi meno di prima, perché molte cose vengono fatte appunto con sistemi informatici, diciamo, interviene meno l'errore umano, ma comunque la pensione va sempre controllata e va verificato l'importo. Poi può succedere che il pensionato, dopo il pensionamento, ha continuato a lavorare e quindi ha diritto a un supplemento di pensione, e quindi una volta che ha cessato, dopo 5 anni, gli si può fare domanda di supplemento per avere l'aumento sulla pensione. Può succedere che un pensionato abbia avuto un reddito di un certo tipo fino a ieri, da oggi non lo ha più, quindi ecco che gli si può chiedere la maggiorazione sociale sulla pensione, nel caso ci sia una pensione integrata al trattamento minimo. Insomma, sono molteplici le attività che noi facciamo per garantire i diritti ai pensionati. Ecco, proprio la nostra è un'azione di tutela e di garanzia dei diritti. Mi viene in mente l'accredito del servizio militare nel caso non fosse stato accreditato, mi viene in mente per le donne un'eventuale maternità avuta anche non in costanza di lavoro, che può dare un quid in più sulla pensione se chiesto l'accredito. Ecco, questo non è conosciuto, vero? Queste cose non sono conosciute, davvero non sono conosciute, tant'è che noi molto spesso facciamo proprio delle campagne di informazione attraverso, noi inviamo in tutto il Veneto quasi 150.000 giornali di informazione, si chiama Diritti Sociali, il nostro giornalino, e dove informiamo il pensionato di tutte le novità e anche delle non novità, proprio per ricordargli che può chiedere delle cose. E comunque ogni tanto facciamo delle campagne per cui raggiungiamo i nostri iscritti. Noi abbiamo quasi 50.000 iscritti presso la nostra associazione pensionati, li raggiungiamo con delle note specifiche, con delle comunicazioni, li invitiamo a venire nei nostri uffici per fare le domande apposite su una certa tipologia di prestazione. Ecco, che risposta avete, quindi che grado anche di interazione con i pensionati della categoria? L'interesse è grande, quindi non appena vedono la nostra comunicazione, arrivano in ufficio magari anche con la lettera ancora chiusa e ci dicono: ecco, mi è arrivata sta cosa, cos'è, cosa devo fare? E devo dire che ormai hanno imparato, ci hanno conosciuto, hanno imparato a fidarsi e di conseguenza ci lasciano fare, insomma, nel senso che capiscono che noi lavoriamo per loro e quindi ci lasciano fare le domande e quindi c'è un interesse molto forte. Ecco. Chi può rivolgersi anche all'INAC come categoria in generale? Abbiamo parlato dell'agricoltura. Sì, dicevo, è l'Istituto Nazionale Assistenza Cittadini, per cui tutti i cittadini di qualsiasi categoria, quindi tutti i lavoratori, i cittadini anche non lavoratori, le famiglie, le donne, gli immigrati, possono tutti rivolgersi al nostro patronato, perché da noi troveranno tutti i servizi di cui hanno bisogno. Ecco, mi viene in mente per esempio una cosa su cui stiamo lavorando molto ultimamente, è l'invalidità civile. Ecco, anche qui molte famiglie non sanno che se hanno un invalido civile in famiglia possono godere di una serie veramente importante di benefici che possono tradursi in benefici economici o semplicemente in, per esempio, benefici fiscali che poi si traducono automaticamente in benefici economici. L'IVA agevolata sull'acquisto delle automobili, piuttosto che l'esenzione del bollo dell'auto, piuttosto ancora
agevolazioni per l'acquisto di ausili, protesi varie. Ecco, quindi sì, molto spesso sì, le famiglie si rivolgono a noi anche per avere informazioni su questa tipologia di servizi. Di attuale abbiamo la campagna 730 che stiamo affrontando infatti adesso. volevo adesso affrontare anche quella questione fiscale che è molto Esatto. importante. Prima volevo chiederle, si è parlato un po' di rivoluzione, di riforma dei patronati, dei servizi patronati. Sì. Di accorpamenti, chiusure, eccetera. Certo. Voi sareste coinvolti. La cosa è stata ripresa anche recentemente Sì. da Renzi. Sì. Cosa ne pensate? Che cosa si prospetta? Ma guardi, parlare di prospettive direi un parlare arduo, nel senso che stiamo navigando un po' a vista e veramente lavoriamo in un clima di incertezza veramente grande. Per fortuna quel taglio di 150 milioni che era inizialmente prospettato con la prima presentazione della legge di stabilità si è tradotto poi in 300 milioni di taglio. Un taglio che Quindi era previsto 150 150 è stato milioni, raddoppiato? Il taglio è stato di 35 milioni. 35 milioni, chiedo scusa. Non avete detto che sono stati pesanti. Sì, esatto. E di fatto non è stato un taglio al fondo dei patronati, è stato un taglio all'aliquota di prelievo sui contributi dei lavoratori che si è ridotta di qualche punto in percentuale. Cosa comporta però questo? Quindi questo comporta che i servizi sostanzialmente non ci vengono pagati. Noi di fatto siamo pagati dal Ministero solo per le pratiche di pensione e oggi se ne fanno veramente molto poche perché abbiamo avuto una riunione presso l'INPS regionale proprio l'altro pomeriggio e si parlava di un calo del 30% delle pensioni di anzianità e di un 10% delle pensioni di vecchiaia. Cioè la gente oggi a causa del seguito della riforma Monti-Fornero non va più in pensione, cioè non va più in pensione. Esatto. E quindi noi facciamo poche domande di pensione, quindi veniamo pagati hanno ottenuto poco. un risultato. Hanno ottenuto il risultato. Hanno ottenuto il risultato, questo lo si può dire. Quindi essendo pagati noi su queste tipologie di pratiche e qualche pratica che riguarda un supplemento di pensione piuttosto che poco altro, ecco, gli infortuni sul lavoro, noi di fatto facciamo fatica a finanziarci. Come vi finanziate? Noi ci finanziamo attraverso questi spiccioli, tra virgolette, che ci dà il Ministero e grazie alla Confederazione, nel caso specifico la CIA, che supporta tutte le nostre attività. Per cui sì, è uno scambio comunque, ma noi da soli non potremmo esistere, non potremmo esistere in ogni caso, perché ogni patronato è emanazione di una associazione di categoria o di una confederazione come la nostra. Ecco, però per capire, normalmente i patronati dei sindacati, sì, quelli maggiormente riconosciuti, sono quei patronati, anzi non i patronati, parte degli anziani, il sindacato pensionati, lo SPI per esempio, anziché l'FNPC, sono quelli che tra virgolette hanno la cassa, no, del sindacato, sì, per una serie di ragioni, anche perché fino a un certo punto erano più pensionati che non sì, i lavoratori attivi, certo, eccetera, poi l'allungamento della vita e così via. In agricoltura non è la stessa cosa? Allora bisogna distinguere, perché un conto è l'attività che fa il patronato, per cui le dicevo noi siamo pagati solo per certe tipologie di pratiche e siamo pagati con delle cifre che assolutamente non riescono a coprire tutta l'attività che facciamo, perché tutta l'attività di consulenza, lei provi a immaginare per esempio una persona che ha bisogno di una consulenza sulla sua posizione assicurativa, noi dovremmo controllare che tutti i contributi siano regolarmente accreditati, dovremmo approntare un calcolo di pensione per capire con quanti soldi andrà in pensione e quando andrà in pensione. Quindi una consulenza che se lei va da un commercialista che non sa farla, ma in ogni caso se lei va da un professionista gli costa
costa tra le 500 e 600 euro. Ecco, noi riceviamo poco più di 200 euro dal Ministero per la pratica di pensione, non per la consulenza, perché la consulenza non ci viene assolutamente pagata. Quindi se quel lavoratore che è venuto da noi a chiederci tutte queste informazioni verrà anche a fare la domanda di pensione, tutto sommato per noi è un risultato. Se invece decide di andare da un'altra parte perché vuole ulteriori informazioni o perché solitamente le persone purtroppo girano, sì. E lì non è. Altro conto è invece quello che si ha attraverso le associazioni dei pensionati. Anche noi abbiamo l'associazione nazionale pensionati che raccoglie tutte le deleghe dei nostri iscritti, cioè sostanzialmente il pensionato aderisce alla nostra associazione e quindi rilascia una delega che corrisponde a un certo tot al mese, ed è come essere iscritti al sindacato. È chiaro che i sindacati dei confederali, le associazioni dei pensionati dei confederali cioè, sono molto più ricche di noi, perché lei pensi che gli ex lavoratori dipendenti sono molto di più che i lavoratori autonomi, in più hanno anche pensioni più alte, quindi la delega è anche rapportata all'importo di pensione, di conseguenza loro sono molto più ricchi di noi. Certo, assolutamente. Sì. Volevo anche affrontare appunto l'altro capitolo che era importante, che era quello fiscale. Sì. C'è stato questo cambiamento in essere, c'è un po' di confusione, quindi vediamo un po' di dare tutte le informazioni, ma anche la competenza vostra in che ambito rientra, perché poi non è una cosa semplice, sì, non è come un dipendente normale, un operaio normale, l'agricoltore, è una situazione diversa, ricordando anche che poi molti hanno versato anche pochi, tornando al ragionamento di prima, esatto, sì. hanno versato pochi contributi per una serie di ragioni legate a determinati periodi, eccetera, per cui si trovano anche con situazioni molto misere da gestire. Ah beh sì, i nostri pensionati in agricoltura sono quasi tutte persone che hanno poco più di 500, esattamente 503 euro al mese. Per cui devono continuare a lavorare comunque. Devono continuare a lavorare, per fortuna loro continuano a lavorare nell'azienda agricola di famiglia e quindi tutto sommato riescono a sostenersi, a sopravvivere. Gli mancano comunque tutti quei servizi, perché chi abita in campagna ha più difficoltà rispetto al cittadino ad accedere a quei servizi di cui parlavamo prima. Infatti, ecco, facciamo così, allora andiamo in pubblicità, così dopo parliamo proprio dedichiamo il tempo restante al capitolo fiscalità, che è molto importante. E prima volevo chiedere cosa potrebbe fare un giovane per evitare, per carità, ti cambiano le regole, chissà mai se arriverà la pensione, ma mettendo per ipotesi che ci sia la pensione un domani, evitare però di cadere nelle situazioni del padre o del nonno e quindi con pensioni molto ridotte. Deve fare un'integrativa, deve anche nel settore agricoltura? Guardi, al momento l'unica possibilità che ha il giovane agricoltore, ma anche il giovane lavoratore, è quello di pensare alla previdenza complementare, cioè di istituire una posizione in un secondo pilastro cosiddetto, cioè quindi un'assicurazione privata piuttosto che a un fondo pubblico. È un po' complicato il meccanismo, ma se si rivolgono ai nostri uffici saremo ben lieti di spiegare loro cosa comporta e cosa significa tutto questo, quindi di mettere da parte una parte del proprio reddito per dedicarlo appunto ad una pensione integrativa, perché di fatto il lavoratore, sia che sia esso autonomo che privato, paga esattamente quello che l'INPS gli chiede sulla base della sua categoria. Quindi un lavoratore in base alla sua qualifica paga X contributi, un lavoratore autonomo pure. L'agricoltore può essere inserito dalla prima alla seconda fascia, a seconda di quella che è la contribuzione prevista, lui paga. Certo. Non può fare altrimenti. Non ci può fare molto. Pubblicità, pochi secondi, poi parliamo dell'aspetto fiscale. Sì.